della Meridiana e che come associazione Amici di Palazzo della Meridiana abbiamo preso al volo questa bellissima occasione di fare cultura che Anna Maria Campello ha curato nei minimi dettagli con tutta la squadra. Io come Caterina Vizzana appunto do il benvenuto e inviterei le autorità come primi rappresentanti delle istituzioni, tra cui il sindaco e Ilaria Cavo, se possono per piacere venire a fare un loro saluto. Vi ringrazio a tutti, vi ricordo che a Palazzo della Meridiana è in corso una bellissima mostra che si intitola Il Re Denaro, che abbiamo organizzato in collaborazione con il Comune di Genova. Regione è tra gli sponsor istituzionali che continua a darci una mano a fare cultura in questa meravigliosa città. Questo è un momento di grande emozione per me perché finalmente si ritorna a fare eventi di cultura in presenza. C'è anche un collegamento in web streaming e quindi insomma le nuove tecnologie sono presenti. Chi non è potuto venire a causa del maltempo può seguire la live l'evento e sono veramente contenta di vedervi così numerosi perché c'è bisogno di cultura. Questi sono momenti importanti di scambio per le giornate del patrimonio europeo. Questo è veramente stato il primo grande evento culturale che noi ospitiamo in presenza a Palazzo della Meridiana, quindi benvenuti a tutti. Abbiamo, come si dice, Anna Maria Campello suggeriva, ma senza questo suggerimento ci arrivavo anche da sola, grazie. Invito il nostro super sindaco a fare un saluto istituzionale. Allora signori, intanto benvenuti a tutti, è un piacere avervi qua, nonostante la pioggia che perlomeno sino adesso non ha causato grossi danni. E nonostante il Covid, questo è bellissimo sapere che è un primo evento qui alla Meridiana, ci saranno tantissimi altri eventi, sapete che inaugureremo la settimana dei rolli tra qualche giorno e ci sarà anche un rolli speciale per la Shipping Week per tutti quelli che lavorano nell'ambito portuale, che avranno la possibilità di vedere alcuni palazzi dei rolli riservati a loro e poi nella settimana del 7, 8, 9 e 10 ci saranno i rolli disponibili a tutti, sempre su prenotazione ovviamente, però ci saranno. Io sono contento che la città di Genova abbia passato un'estate che, ve lo dico sinceramente, è andata al di fuori di qualunque previsione ottimistica, che si è conclusa pochi giorni fa con il Salone Nautico, che anche lì è andato al di là di ogni previsione ottimistica, quindi stiamo correndo bene, stiamo correndo nella direzione giusta, stiamo andando esattamente dove vogliamo che sia, cioè una città che si pone a livello europeo. E queste manifestazioni che riguardano la storia della nostra città, ma soprattutto sono un input importante, sono un monito importante per quello che è il futuro. Sulla base della storia passata noi abbiamo la possibilità di creare un futuro ancora migliore, è un futuro che ci insegna, scusate, è un passato che ci insegna come sarà il futuro, perché la storia, lo dico, si diceva quando si studiava al liceo, la storia si ripete. Ecco, noi dobbiamo imparare la tradizione della nostra città e gli 800 anni della Repubblica, che sono stati 800 anni incredibili. Non penso che al mondo ci sia una Repubblica oggi che è durata 800 anni, forse mi sbaglio, ce ne sarà forse 2 o 3, ma certamente noi abbiamo un record. E come tale questo record, questa storia bisogna conoscerla. Io infatti, che sono, detto proprio sinceramente, anche abbastanza ignorante, sono venuto qui proprio oggi pomeriggio per imparare un pezzettino di storia, uno in più rispetto a quello che sono le conoscenze di tutti i genovesi. Vogliamo fare il Museo di Genova, lo sapete, il Museo della Storia di Genova, che fortunatamente o sfortunatamente, non lo so, certamente direi fortunatamente, è andato incontro a un episodio piacevole da questo punto di vista, ovvero sia dove avevamo deciso di fare il museo, scavando, alla fine abbiamo trovato reperti del 1200, del 1300, praticamente una città sotto il palazzo della borsa di Campetto, scusa, non di Campetto, della Banchi, ecco, bravi, di Banchi, ed è stata una cosa incredibile. Certo, questo adesso ritarderà il museo ovviamente, perché bisogna mettere tutto a posto, però è una scoperta incredibile. Io sono convinto che se si andasse a scavare sotto ogni casa di Genova, soprattutto nel centro storico, noi troviamo ancora
il 1200, il 1000, magari anche l'epoca romana. Ecco. Quindi vedete che cosa abbiamo? Abbiamo delle cose incredibili che dovremo imparare prima di tutto a preservare, secondo a conoscere e terzo anche a sfruttare economicamente, perché queste sono le cose che hanno fatto bello le città d'Italia. Quindi non mi dilungo ancora di più, quello che facciamo oggi è una tappa importante per conoscere di più, per scambiarci queste informazioni che non fanno altro che aumentare il livello culturale e la qualità di vita della nostra città. Di questo ringrazio sia il CIF che ha fatto veramente un grande lavoro e ringrazio ovviamente la Meridiana che ospita questa grande attività. Ci sono molti patrocini, ci sono un grande pezzo della città si è unito di fronte a quell'evento di oggi pomeriggio, quindi ne siamo assolutamente contenti e questa è la città che vogliamo. Grazie a tutti. È un nome dal 1780, inutile, passa la parola. Allora, un omaggio da parte di Andrea Dandalmazio, che è stato coordinatore per avere dal Ministero dei Beni Culturali, da parte mia e da parte che non è arrivata in ritardo della nostra collaboratrice Cristina Montepilli, perché il collegamento lo faremo con Monte Carlo. C'è anche una mia poesia dentro, una sorpresa. Grazie. Bene, leggere oggi. Ecco, per piacere l'assessore Capo che darà un saluto istituzionale anche da parte delle regioni. Grazie. Vi ruberò pochi istanti perché ovviamente rischierei di duplicare quello che ha detto il sindaco e che hanno un po' che vedere assieme, a fianco, come sempre anche Regione Liguria, nell'impostazione di tutti i ragionamenti e i progetti di fondo per la nostra città, che poi significa anche ovviamente tutto quello che crediamo per la cultura della nostra regione. Grazie per questa giornata, grazie per come l'avete pensata, grazie perché date forza a questa giornata europea del patrimonio. Lo fate pensando ovviamente a riguardare un po' la storia, partendo dai Grimaldi e cercando di, risalendo le tracce, credo, immagino anche dal panel che vedo, capire quanto sono riusciti a fare, a esportare a livello di patrimonio, a livello di cultura da Genova, e quindi riaffermare la centralità di Genova e quello che da Genova è riuscito a partire, a affermarsi, e credo che questa sia, come diceva il sindaco, la Genova che vogliamo e per la quale ancora stiamo lavorando. Grimaldi sono un esempio di quello che è stato, ma anche di quello che può ancora essere. E guardate che non è casuale che siamo qui oggi, perché non è un palazzo qualunque. La Meridiana è uno dei palazzi di Grimaldi. E quello che diceva prima giustamente Caterina, andate a vedere la mostra, vuol dire che questo è un palazzo vivo. È un palazzo Grimaldi che ancora fa cultura, un contenitore culturale importantissimo, uno dei tanti ovviamente della nostra città e della nostra regione. Vuol dire che dal passato abbiamo ancora luoghi di cultura che possono fare cultura e che noi tutti qui, soprattutto voi, siete qui per fare cultura oggi. E allora io guardavo il titolo, no? Giornata europea del patrimonio. Che cos'è il patrimonio? È un qualche cosa di importante, anche di intangibile a volte. È la storia, è il patrimonio, quello che si vede, quello delle strutture che rimangono, quelle che giustamente, come ricordava il sindaco, si scoprono. I ritrovamenti che ci sono stati sono davvero impressionanti. È quello che ci ritorna, è quello che ancora dobbiamo costruire. Però io credo che il patrimonio siete voi oggi, perché il patrimonio è quello delle persone che si riuniscono, delle associazioni che ci sono. Ne vedo tante, ringrazio anch'io davvero il CIF per l'organizzazione, ringrazio ovviamente per Anna Maria Campello per l'energia che ci ha messo per questa giornata, per il suo ruolo, ma anche per esempio i Liguri nel mondo, ne vedo tanti di associazioni, vedo la Compagnia Genovese d'Oltremare, ne cito qualcuno, ovviamente siete tanti qui. Anche questo è patrimonio per costruire ancora e per fare di Genova un centro pulsante della cultura e dei progetti. Vorrei rimanere qua come il sindaco per apprendere anch'io, perché ogni volta si scoprono cose nuove, non si è mai smesso di scoprirla questa città nella sua storia. Purtroppo devo scappare a un evento di Rapallo, ma ci tenevo a dirvi davvero grazie per come l'avete pensata e augurarvi davvero un buon pomeriggio di cultura e di costruttività. Grazie. Grazie.
che è rimasta mezza bloccata. Un saluto a tutti e sono commosso di essere qui anche a rappresentare il Principato di Monaco, lo fa da 40 anni, mi sentite? Non sono molto abituato al microfono. E so che a Monaco, e lo voglio dire, considerano il nostro, anche a Monaco, non solo a Roma, considerano il nostro sindaco il migliore sindaco d'Italia, senza fare complimenti. Ma no, il più di Monaco, avevo parlato col sovrano poche volte, ma non è che ha detto tutto questo, è ben al corrente di queste iniziative, certamente. Però io prima che essere monegasco sono italiano, quindi le due cose vanno insieme, però tutte le altre attività che il nostro signor sindaco porta avanti, che non sono specificamente rimasti, a me fanno altrettanto piacere, questo è logico, altrettanto un po' di più, insomma, che sono più complete, e il ponte e tante altre cose, ecco, quindi con questo aspetto il collegamento con Monaco e saluto tutti. Siamo qui nel Principato di Monaco all'ambasciata italiana e andremo ad incontrare il dottor Giulio Alaimo, ambasciatore italiano a Monaco. Prego, seguitemi. Salve a tutti amici e amiche di Radio Truman e Truman TV. Siamo qui nel Principato di Monaco in compagnia del dottor Giulio Alaimo, ambasciatore italiano a Monaco. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei, buongiorno a voi e un caro saluto a chi ci ascolta e chi ci guarda. Grazie, allora ovviamente siamo qui per fare due battute, intanto ringrazio anche per la gentilezza l'ambasciatore che insomma in tutto quello, in tutte le cose che ha da fare insomma ci ha concesso ovviamente un po' del suo tempo, quindi grazie ancora per la sua gentilezza perché c'è tanto da fare qui nel Principato, ci sono tantissime manifestazioni, ma noi siamo qui appunto per quelle che sono le giornate europee del patrimonio, stavo per dire del matrimonio perché c'è anche il matrimonial e quindi lo vedremo con l'ambasciatore. Era per fare due battute per quello che è la manifestazione e poi anche se vuole spendere due parole per quello che può essere diciamo il Principato e la parte come si usa dire la parte della Liguria insomma che può interessare. Sì, la domenica che arriva saranno le giornate del patrimonio che sono celebrate in ambito europeo da circa 50 stati su iniziativa del Consiglio d'Europa, del quale fa parte, come sappiamo, anche il Principato di Monaco. Si tratta di una iniziativa che ha raccolto finora circa 30 milioni di visitatori che hanno possibilità di accedere ai luoghi culturali, ai luoghi turistici che usualmente sono chiusi o che sono anche chiusi e quindi poterli visitare in una condizione di assoluta eccezionalità. Anche nel Principato di Monaco, come in Italia, domenica ci saranno tutto un insieme di iniziative di grande qualità, saranno possibili visite a luoghi usualmente chiusi o perché su luoghi istituzionali o perché luoghi che hanno particolari forme di tutela e queste opportunità si possono meglio comprendere visitando il sito del Ministero della Direzione degli Affari Culturali del Principato di Monaco. Sono 40 iniziative che si svolgono tutte nella stessa giornata. Interessante sottolineare come per questa edizione le autorità monegasche abbiano voluto evidenziare il ruolo di tutti nella costruzione del loro patrimonio artistico e culturale, di tutti, quindi di uomini e di donne. E quindi proprio per valorizzare il ruolo di quest'ultime che per tante ragioni, come sappiamo, a volte hanno avuto un minor risalto in termini di conoscenze e di visibilità per quanto loro hanno fatto, hanno voluto associare l'autorità di Monaco alla giornata del patrimoine, la prima giornata del matrimonio, quindi un po' questo gioco di parole che vuole proprio sottolineare come si vuole in questa occasione valorizzare e evidenziare il ruolo delle donne. Per passare alla seconda questione che lei pone, i rapporti con la Liguria con il nostro paese, sono rapporti di grandissima amicizia, di grandissima
memoria storica, abbiamo secoli di tradizioni culturali comuni che sono visibili nella stessa cultura e nella stessa produzione artistica ed architettonica. È troppo lungo in questo momento sarebbe entrare nei dettagli, ma possiamo dire che tra l'Italia e Monaco, tra il Monaco e il Ponente Ligure in particolare, che è la regione geografica più adiacente, più vicina, ci sono tali e tanti elementi che uniscono che difficilmente si riesce a parlare di due culture diverse, specie oggi che stiamo per ragionare delle giornate del patrimonio. È un patrimonio comune, quello che unisce Monaco e l'Italia, Monaco e il Ponente Ligure, che sarà anche, come dire, certificato da un prossimo gemellaggio con un comune ligure. Non entriamo nel dettaglio, ma insomma avremo modo forse di ritornare su questi aspetti, proprio per sottolineare come celebrare le giornate del patrimonio nel Principato di Monaco significa per molti aspetti sottolineare un patrimonio culturale che unisce i nostri due paesi. Ecco, intanto abbiamo un po' così incuriosito, accennato quello che può essere, quello che possono essere anche i rapporti tra il Principato e la Liguria. Su questo poi ci ritorneremo, dottore, torneremo a disturbarla in futuro molto prossimo per approfondire, perché sono cose anche belle, di curiosità, di grande cultura, di grande patrimonio, appunto, perché ci lega questa grande storia anche. Quindi, detto questo, io ringrazio il dottor Giulio Alaimo per la sua gentilezza, per la sua disponibilità, e noi entreremo in quel del Principato di Monaco per vedere alcuni siti anche di queste giornate del patrimonio. Dottore, io la ringrazio, è stato molto molto gentile, grazie. Grazie a voi e allora a presto. Ci contiamo, grazie, a presto. Tiziano, che insomma hanno organizzato questa bellissima manifestazione, e sono onorato di essere presente. Quindi un ringraziamento al sindaco, un ringraziamento a tutti, al principe. Ho pensato di suonare, iniziando un brano di Paganini, in onore di questo nostro grande personaggio. Oltretutto fra poco ci sarà il festival, e la settimana prossima, giovedì 30 settembre alle 16 alla Biblioteca Berio ci sarà un'anteprima, cioè un annuncio del festival da parte mia e del direttore artistico del festival, maestro Michele Trenti. Noi tratteremo il pubblico con un'oretta di racconti riguardo il concorso Paganini e la vita di Paganini, mandando delle slide, suonando dei brani e interloquendo col pubblico, se ha piacere. Martedì prossimo. Adesso suonerò qualche variazione di Paganini dal Barucabà, che è un'aria che lui sentiva cantare qui a Genova, e come sapete non era soltanto un compositore di musica creata da lui, ma faceva variazioni, e quando sentiva qualcosa di interessante lo realizzava di sua fantasia. Grazie.
Allora, sono qui in compagnia con Sua Altezza Reale Serge, Principe di Jugoslavia, Casa Savoia, però in occasioni normali ci si darebbe del lei, ma insomma siamo amici, ci conosciamo, che vogliamo fare, Serge? No, lei lo teniamo per quelli che lavorano. Continuiamo a darci del tu io e te, dai, facciamo una cosa un po' informale, va bene. Allora questo incontro qui nel Principato di Monaco è proprio per l'occasione di queste giornate dedicate al patrimonio e giornate europee dedicate al patrimonio. Con l'occasione ti abbiamo voluto portare questo piccolo cadeau che ovviamente è dedicato anche alla regina Elena, giustamente ricordiamola anche in 2 battute, la nostra regina Elena. La nostra cara regina Elena che continua a aiutare tante persone in 55 paesi nel mondo e continua dalla sua voglia, dal suo essere, da quello che rappresentava, e noi come associazione seguiamo quello che ha fatto lei, seguiamo veramente la sua volontà e siamo molto orgogliosi di fare dei programmi molto particolari in tanti paesi e ovviamente ogni volta si ricorda la regina. Ricordiamo anche, spendiamo anche 2 parole ovviamente per quelle che sono queste giornate europee dedicate al patrimonio. Ovviamente Monte Carlo è uno scrigno di patrimonio, ma anche in Italia. La Liguria, perché qui c'è anche il connubio per certi versi con Monaco e la Liguria, specie la parte di Ponente. Però cosa puoi dire in merito a queste giornate del patrimonio? E la cosa più importante è la cultura. Dunque la cultura è legata alla vita di ognuno e dunque è importante che questi posti meravigliosi in Liguria, a Monaco c'è qualcosa, abbiamo qualche museo, qualche cosa, sta diciamo crescendo e la gente sta tenendo conto di quello che è veramente la vera cultura. Non ti parlo di arte impressionista o ti parlo di vera cultura, e la giornata del patrimonio è un invito a imparare ancora di più di quello che è la più bella cultura al mondo in Italia. In Italia io aggiungerei anche per quanto mi riguarda questo paese che mi ospita, il Principato di Monaco, quindi ci sono anche tantissimi siti qui ovviamente che si possono annoverare nel discorso del patrimonio culturale, il museo scenografico, la cattedrale, la Rocca, ma ce n'è la Roserie della Principessa Grace e tanti altri. No, certo, ci sono le cose meravigliose. Come dicevi, il museo scenografico è un bijou perché è unico al mondo, anche come architettura. È il più bello, per me è il più bel battimento, la più bella costruzione che ha fascia Mediterraneo è il museo scenografico di Monaco. E i programmi che fanno sono meravigliosi perché ti fa anche sognare di andare a fare spedizioni nel mondo per andare a cercare delle specie, per andare a vedere in che stato sono gli oceani, per combattere contro la polluzione. Sono tutte ideologie che a me piace tantissimo e sono orgoglioso veramente di questa struttura che è veramente unica al mondo. E ovviamente la porteremo sempre avanti. E poi hanno introdotto un posto con le tartarughe, sono nuove arrivate. Ah, è quello, poi lo andremo a vedere. Sì, però a fare una conversazione con loro perché hanno un sacco di cose a dire. E allora per quello, come sai, io di tartarughe ne ho anche molte, quindi puoi venire a conversare da me. Già, è vero. Ci conversiamo insieme la prossima volta che mi verrai a trovare. Allora, per concludere, intanto questo qui è il cadeau che ti diamo. Dentro c'è anche una poesia dedicata alla regina Elena che ha scritto l'ambasciatrice di Genova Anna Maria Campello, quindi poi dopo
con calma, te la goderai, te la leggerai e poi insomma vedrai anche la sorpresa che contiene questa scatoletta. Va bene, grazie molte. Mi piace molto le tradizioni, come mi diceva, che è una pasticceria molto antica. Sì, è la pasticceria Romanengo. Voilà, e che mi piacerebbe molto andare a trovarli solo per curiosità. Perché le cose che fanno a Genova mica si scherza qua. Allora prendiamoci un appuntamento insieme, ci andiamo insieme. Sicuramente, magari andrà primo tu. Vado in avanscoperta. Sì, perché vai oggi, no? Sì. No, nei prossimi giorni. Buono. Va bene, allora con questo io ringrazio sempre Serge che insomma Sua Altezza Reale, io mi permetto, come dico sempre a coloro che ci seguono, ci diamo del tu, ci conosciamo, quindi diventa sempre un grandissimo piacere quando ci incontriamo e quindi ecco perché insomma c'è questa confidenza e complicità per certi versi. Serge, io ti ringrazio tantissimo sempre per la tua disponibilità e la tua gentilezza. Grazie a te, grazie a te. A tutti, buona giornata. Grazie. Ed eccoci qua, siamo al Museo Oceanografico di Monaco. Il Museo Oceanografico è stato ideato dal principe Alberto I, trisavolo di Sua Altezza Serenissima il principe Alberto II di Monaco. È stato costruito lungo il versante della mitica Rocca di Monaco, che vedremo anche più tardi. E siamo ancora qui al Museo Oceanografico di Monaco e a questo punto non so se andare a fondo o riemergere, ma ci provo, vediamolo insieme.
Tanto grazie per questa ospitalità, ringrazio il sindaco e le autorità che sono pervenute, un particolare grazie ad Anna Maria Campello che è veramente uno dei motori anche è anche uno dei motori dell'Associazione dei Libri nel Mondo, Andrea Dalmazio, con il quale abbiamo lavorato per la stesura dei nostri giornali, del nostro quotidiano che avrete visto da qualche parte. Ringrazio per l'ospitalità i proprietari di questo meraviglioso luogo di Messo a Nuovo, finalmente diventa funzionale a quelli che sono gli scopi culturali della nostra città, e ringrazio tutti i partecipanti. Io ho fatto un piccolo lavoro, non vorrei tediarvi, di ricerca. Sicuramente tutti voi sapete, conoscete la storia dei, diciamo, di Monaco, dei nostri Ranieri, eccetera, eccetera, i Grimaldi. Beh, i Grimaldi erano una delle casate più importanti della nobiltà feudale, cioè quella che nel Medioevo aveva ricevuto, vi faccio perdere 5 minuti, ho fatto il conto, sono 6 al massimo, che nel Medioevo aveva, anche per sapere un po' chi sono, so che lo sapete, ma vediamolo un po', poi qualcuno avrà qualcosa da dire, dice no, guarda che qui ti sei sbagliato. Benissimo. Nel Medioevo aveva ricevuto da imperatori del Sacro Romano Impero, per motivi di vario tipo, partecipazione a crociate, o appoggio economico, o disponibilità a sostenere il trono, il titolo e i collegati diritti su proprietà terriere e altro, così come anche altre famiglie, come quella dei Fieschi, quella dei Lore, degli Spignola, degli Imperiali, eccetera. Le origini della casata Grimaldi sono abbastanza interessanti. Perché? Perché risalgono a un certo Ottone Canella. Ottone Canella, lei sicuramente le sa queste cose, no? Ce le poteva raccontare lei, che ce le diceva a me. Ottone Canella nel 1113, console nel comune di Genova, al tempo delle prime crociate. Allora non c'era ancora la Repubblica di Genova, il primo doge, lo sapete, è il famoso Simon Boccanegra, eletto nel 1339. Allora, Ottone Canella ebbe un figlio che si chiamava Grimaldo Canella, Grimaldo, il quale Grimaldo era console di Genova, fu console di Genova, i consolati duravano, poi ci fu quella variante, prima erano addirittura a vita, eccetera, no? 1162, 1170, 1184, e qui comincia la trasformazione del nome in cognome della famiglia, ovvero la gens Grimaldi, perché aveva dato nome a Grimaldo e poi da cui appunto i Grimaldi. Ecco dove nasce il nome Grimaldi, da un Canella che ha avuto un figlio che si chiamava Grimaldo. E questo è importante, perché bisogna sempre capire le cose della storia. Ora, il figlio di Oberto 1140-1232, visse praticamente allora 92 anni, un po' come Doria, gente dura, attivo nella vita politica genovese e mercante abile nel commercio e nei traffici marittimi, sposa Corradina Spinola. Il loro figlio, Grimaldo Grimaldi, che compare in documenti dal 1210 al 1257, ebbe dei figli, tra cui Antonio, che morì nel 1259, Sor Leone, Lanfranco, morto nel 1293, e padre di Ranieri I, Luchetto, che diventa signore di Prelà nel Ponente Ligure. Se vi annoio ditelo che taglio, No? Interessante? Ah, bene, questo mi piace. Un po' ci ho lavorato, non è che... No, attore di una volta. Anna Maria, ragazzi, siamo innamorati, Antonio è il nonno paterno di quel Francesco Grimaldi detto Malizia, morto nel 1309, che conquista nella notte tra l'8 e il 9 maggio del 1297, conquista la Rocca di Monaco. Come mai che ha conquistato la Rocca di Monaco? Perché è dovuto scappare da Genova, perché allora c'erano le guerre tra i Guelfi e i Ghibellini,
Questo qui se ne va, arriva a Monaco, trova questo posto che allora sarà stata una rocca, era un porto, ha visto subito l'opportunità di fare business, ci aspetta che ci mettiamo ancora qui, no? E conquista la rocca, la conquista, però poi dopo la perde naturalmente, perché i genovesi dice no, adesso ce la veniamo a riprendere perché la rocca è la nostra, no? E comunque i Grimaldi allora parteggiavano per i Guelfi, e questa guerra tra i Guelfi e i Ghibellini è storica, erano stati infatti banditi da Genova, via da Genova. Dove questi banditi? Allora uno veniva bandito, ma non era perché mi sei simpatico, mi senti bene, perché se ti mandivo ti prendevo tutto, era il solito giochetto delle parti, vinco io, vinci tu, se vinco io mi prendo tutto e tu rimani sull'astrico. E questi erano i concetti di allora. Genova riesce a riprendersi la rocca nel 301. Un principe che io mi dice se vado bene, vabbè, 1301. Ma dopo varie traversie, infine i Grimaldi di Monaco nel 1341, col placet strategico del neodoge Simon Boccanegra dato a Arabella Grimaldi, ritornano su quella rocca di cui saranno i signori, tanto che nel 1612 assumeranno il titolo di principi sovrani. Ora sicuramente lo sapete tutti. Come mai? Come hanno fatto a conquistare questa rocca? Lo sapete? Qualcuno che lo sa c'è, sicuro. Allora, voi vedete che la bandiera, lo stemma dei Grimaldi ha queste losanghe in campo bianco. Non vedete altro, vedete losanga in campo bianco. Quella di Monaco è losanga in campo bianco con due frati con la spada. Cosa hanno fatto? Allora, dopo che Genova gli aveva ripreso la casetta, partono vestiti da frati. Arrivano lì, siamo dei frati, abbiamo bisogno di ospitalità, tutto, eccetera, eccetera. Hanno tirato fuori le spade, li hanno fatti fuori tutti e si sono ripresi la rocca. E questo poi è stato il colpo di teatro che hanno avuto questa genialità di travestirsi da frati, da cui nel loro stendardo ci sono i due fraticelli con la spada sguainata. Io vedo che Falabrino, che sa tutto perché ti conosco, ma ti ho anticipato, lei che mi ha chiamato per primo. Allora, quindi si riprende la rocca e questa è la storia intrecciata con quella degli altri rami della casata che germogliano nei secoli in svariate località italiche ad est, sono i primi migranti della storia, sono andati addirittura prima di Colombo, prima di vari navigatori, eccetera, eccetera. Questi si sono mossi, naturalmente si muovevano in territori che erano allora conosciuti e piantavano radici, prendevano palazzi, conquistavano armati con caravelle, con quello che c'era allora, barche, eccetera, eccetera. Ora, sovente i Grimaldi di Monaco si imparentano per matrimonio, è altro trucco delle grandi famiglie, lei mi dica se sbaglio, eccetera, si imparentano per matrimonio con casati genovesi. Ranieri I, 267, 314, il 1000 lo tolgo, sposa in seconde nozze Andrea Bagrillo. Giovanni I, 1382-1454, sposa Pommellina Fregoso. Onorato, 1522-1581, sposa Isabella Grimaldi, che è del ramo, ovviamente, genovese. Ercole, 623-651, sposa Aurelia Spinola, e qui arriviamo al colpo finale, Onorato III, 1701-1795, ce l'ho messa a trovare le date, sposa Caterina Brignole Sale, imparentandosi così con una delle più importanti e ricche famiglie genovesi. E qui l'andare sulle tracce dei Grimaldi di Monaco conduce ovviamente a trovare a Genova una quantità di testimonianze pazzesche da tutte le parti. Ci sono i Grimaldi, noi parliamo dei Doria, però i Grimaldi non erano da meno, andiamo a vedere, se andiamo a vedere non lo so chi era di più, perché i Grimaldi, a parte che all'inizio il famoso Canella pare che abitasse in San Luca, ci stava a San Luca, e vabbè, ma poi andiamo a vedere alcune cose veloci. La chiesa di Santa Maria di Castello, non vi dico le date, Lionello Grimaldi Oliva e un altro Grimaldi finanziano il convento, e i lavori del secondo chiostro. Al secondo piano di quel chiostro c'è infatti anche la cappella detta Grimaldi,
e stemmi dei Grimaldi sono visibili in più punti del chiostro. Il palazzo di Gerolamo Grimaldi è il palazzo della Meridiana, questo è dove siamo oggi, là dentro il sindaco, salita San Francesco 2 e 4. Il palazzo Grimaldi, poi il Pallavicino, poi Doria, poi Spinola. È la Galleria Nazionale, piazza Pelliceria. Palazzo di Giobatta Grimaldi, via San Luca 4. Palazzo di Gian Battista Grimaldi, piazza San Luca. Palazzo Grimaldi, via Davide Chiossone 4. Palazzo di Luca Grimaldi, poi Brignole Sala e Palazzo Bianco di via Garibaldi 11. Palazzo di Niccolò Grimaldi, banchiere dell'imperatore Filippo II d'Asburgo, era chiamato il monarca. Poi Doria Tursi, è la sede del comune di Genova, via Garibaldi 9. E qui la storia, poi so che qualcuno degli oratori ci farà la storia sul palazzo Tursi. In sostanza, sono lungo, di la verità. Lo so che è interessante, ma qui non c'è. No, lo sanno tutti come la storia. E la torre, sì, perché Anna Maria ha detto cortesemente, mi ha mandato 2 poesie. Una in genovese, ma me la mandate per simpatia, ogni tanto mi manda delle poesie. Una mattina si sveglia, mi manda una poesia. E oggi mi ha detto, fammi la cortesia, leggile tu. E io le leggo, però una, io sono della Val di Sano, ve la leggo nel dialetto genovese della Val di Sano, non di quello né del Ponente, né da Fontana Cuna, tu le usi. Io l'ho scritta in italiano. Alla fine, sono arrivato. Poi quindi il Palazzo Grimaldi della Vigna d'Oro, progettato da Galeazzo Alessi, a metà, pensate che nomi che abbiamo qui ragazzi, del XVI secolo, ritratta da Rubens nel suo libro sui più bei palazzi di Genova, purtroppo ne restano solo pochi elementi originali. Via San Vincenzo, nei pressi del grattacielo della SIP, sono ancora dei reperti. Villa Grimaldi detta la fortezza, ritratta da Rubens nel famoso libro sul Bianco a San Pierdarena. Villa Grimaldi, poi Fassio, poi Museo Civico della Raccolta Frugone, origine XVI secolo, secondo anche alcuni in quella villa il conte di Lavagna, Gianluigi Fiesco, teneva riunioni segrete in preparazione della famosa congiura, che poi sappiamo com'è finita perché Gianluigi Fiesco è caduto dallo scalandrone con tutta l'armatura, un peso dell'armatura, le annegò e chiuse, è finita lì. Vabbè, insomma, ve l'ho raccontata un po' tutta. Ne consegue che molti dei palazzi e ville dei Grimaldi vennero ritratti in disegni da Pierpaolo Rubens nel suo famoso libro sui palazzi di Genova, stampato nel 1622 ad Anversa. E molti palazzi sono presenti nell'elenco dei 42 palazzi dei Rolli, riconosciuti nel 2006 dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. E siamo proprio qui a parlare del patrimonio dei genovesi nel mondo e a Genova. Io adesso, grazie per la vostra attenzione, siete stati naturalmente 50 anni fa che non so. Allora ora vi leggo la prima poesia che me l'ha mandata Anna Maria dei Genovesi. Ma io la leggo in genovese, se qualcuno non la capisce poi c'è la Maria. Allora si chiama Genovese della Val di Sena, a Lanterna de Sena e a Rocca de Monte Carlo. N'union d'amore, a liga da sempre e per sempre, come fide ser, cordon da vita, come amore, sima solida dormeso, da nave a vita, de antichi meux. Unione profonda, carnale e spirituale, anelli do tempo tra degli altri l'idee, fortemente intra sé, gorribile affetto con un sede slengua, che niente potrà mai cancellare, come un navigante umano a luna di stelle, a Lanterna di Sena, a Rocca de Monte Carlo. Degli esibizionisti, vi devo leggere l'ultima poesia che mi ha mandato, perché essendo presidente degli emigranti
anche sia di quelli di andata che quelli di ritorno. Speriamo che oggi con la Regione riusciamo a farne tornare qualcuno. C'è un progetto grosso che si chiama H di noi. Allora, questo è il canto della nostalgia. Bella, l'ho trovata bella. Certo. Allora, poi ho finito, poi vi abbandono, vado là, mi nascondo. Allora, grazie a te che giri il mondo portando estro e simpatia, ingegno e umanità. Onorando l'Italia per mari e per monti, sei portabandiera dei nostri valori. A te che percorri strade sconosciute e tanto lontane nel tempo, inclemente, che hai lasciato la terra che ami da sempre e ne senti il richiamo d'eterea sirena. Se ascolti talvolta quel magico canto nel vento suggestivo dei sogni e dei ricordi, e ti assale ancora il tormento della nostalgia, e allora fai le valigie, novelle Ulisse, ritorna! Allora, siamo qui in questa bellissima cattedrale, qui alla Rocca, qui nel Principato di Monaco, una delle più belle strutture al mondo. Siamo qui con Padre Daniel, che ringraziamo perché ci ha fatto fare il tour dentro questa bellissima cattedrale, che posso dire mi ha emozionato, a me personalmente ha veramente emozionato, e inviterei tantissimi non solo a visitarla ma anche per una preghiera, perché merita veramente tanto. Io intanto grazie Mon Père, Padre Daniel, per questo invito che ci ha fatto. Alors, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Oui. Et surtout qui invite tout le monde de venir apprécier ce lieu, et surtout pas seulement pour regarder la beauté, mais aussi pour y prier, c'est ça. Mais ça fait un plaisir de vous recevoir dans cette cathédrale qui est très belle, qui est une rare cathédrale au bord de la Méditerranée et qui est connue dans le monde entier. Encore merci d'être venu aujourd'hui. Allora lui ti dice grazie anche a voi che siete venuti, in più perché è fiera di presentare questa cattedrale che è l'unica che è conosciuta al mondo, sì, in zona mediterranea. Sì, sì, è conosciuta al mondo, ma poi ci sono, mi permetto, rubo un altro minuto a Mon Père, ci sono degli organi che meritano veramente perché sono molto antichi, bellissimi, hanno una sonorità, una melodia bellissima che veramente io invito sempre le persone, qualora ci fosse qualche manifestazione, un concerto di organo, è veramente una cosa bellissima, al di là di tutto quello che è questa meravigliosa struttura che poi andremo a scoprire. Et fait aussi l'admiration à votre orgue et les concerts qu'il a déjà entendus, oui, parce que ça fait vraiment quelque chose de très exceptionnel. C'est vrai, il a raison, nous avons un des plus bels orgues d'Europe, il ne faut pas l'oublier, et 80 jeux, plus de 3 ou 4 000 tuyaux, mais enfin c'est un orgue symphonique et qui est très rare ici à Monaco. Il n'y en a qu'un comme cela, mais il n'y en a pas beaucoup aussi en Europe. Donc merci de l'avoir souligné, de remarquer que notre bel instrument qui est l'orgue est connu dans le monde entier grâce un petit peu à vous aujourd'hui. Merci. Sì, apprezza che tu hai sottolineato giustamente questa favolosa orga che ha credo 4.000 tubi, sì, è veramente quasi unica qui in Europa. Merci. Padre, io la ringrazio veramente tanto, è stato molto gentile. Grazie, grazie. Au revoir, merci. Au revoir.
ringrazio proprio Anna Maria, devo dirlo, siamo riusciti a mettere insieme. Io non vi parlerò di Genova perché lascio questo argomento ai più bravi di me. Invece vi parlerò di cos'è il CIF in 2 parole, perché molta gente non sa che cos'è il CIF ed è una cosa, secondo me, da sapere. Dunque il CIF nasce nel 1944 a Roma ed è stata la prima associazione di volontariato femminile in Italia. Dunque il CIF è presente in tutte le regioni italiane, si divide con presidente regionale, provinciale e comunale. E cosa si occupa il CIF? Il CIF si occupa di tutti i problemi della città, perché come me sono nel comunale, e abbiamo una scuola professionale, quindi facciamo corsi professionali per ragazzi e adulti. Abbiamo una scuola per i ragazzi con grossi problemi. Abbiamo degli istituti dove visitiamo gli anziani, aiutiamo le famiglie bisognose. Noi lo scorso anno col Covid siamo riusciti a dare pacchi di alimenti a più di 2500 famiglie e questo grazie anche a tutti gli amici che hanno collaborato con noi nell'aiutarci a comprare questi alimenti. Il CIF naturalmente organizza convegni, incontri, dibattiti, si interessa anche di ristrutturare monumenti preziosi per la città. E qui vorrei fare un piccolo appunto che grazie al sindaco mi fa piacere che acconsente con la testa, stiamo cercando di sistemare Piazza Campetto. Piazza Campetto ha la più bella fontana e la più vecchia fontana, il Barchile di Genova. Era messa in uno scantinato, poi è stata messa forse dal sindaco in Piazza Campetto, ma è veramente mal conciata. Quindi noi con l'aiuto di amici e di una fondazione abbiamo avuto questa occasione e dal 1° di ottobre cominceremo i lavori. Il CIF è molto orgoglioso di questo perché lascerà un'impronta su Genova, anche perché il CIF a Genova è nato nel 1946, quindi è sempre stato presente. E credo che un punto di merito sia veramente per tutte le socie, compresa Anna Maria, che è la mia segretaria, che ci aiutano in qualsiasi momento di bisogno. Siamo tutti volontari e abbiamo tutte della gran voglia di realizzare qualcosa. Io con questo chiudo e lascio la parola a qualcuno dopo di me e vi ringrazio veramente per la vostra presenza. E allora siamo qui alla Rosary Princess Grace, come vedete ho la statua dedicata a lei qui alle mie spalle e andiamo ad incontrare Madame Céline Cottalorda che ci spiegherà, ci farà vedere quella che è l'esposizione di queste donne che hanno fatto la cultura non solo qui nel Principato di Monaco ma anche nel mondo. E ovviamente vi presento la mia traduttrice Christiane che ovviamente lo facciamo anche in francese. Sì, allora. On va rencontrer Madame Céline Cottalorda, qui est chef du comité droits des femmes et protection justement contre la violence des femmes. Ils ont eu l'idée d'exposer 15 femmes aussi importantes Ils ont fait en fait une recherche pour voir les femmes importantes aussi à Monaco, comme ici en Europe, qu'ils ont apporté voilà, un en plus à la communauté, comme par exemple aussi Josephine Baker, Madame Curie, qui est connue. Mais il y a aussi une princesse qu'on a retrouvée par recherche qui a régné comme première ici à Monaco. Quindi ora andiamo ad incontrare Madame Céline Cottalorda. Prego. E allora salve a tutti, siamo qui alla Rosary Princess Grace con Madame Céline Cottalorda che ci spiega questa esposizione bellissima che hanno messo in questo splendido giardino che inviterei veramente tutti a venirlo a visitare almeno una volta per questa manifestazione che si sta svolgendo delle giornate del patrimonio europeo e della cultura. Prego. Das
Cette exposition, c'est une exposition qui met en avant des femmes remarquables, des femmes exceptionnelles, qui sont parfois méconnues et donc qu'on veut faire découvrir. Et ce sont des femmes qui ont toutes œuvré pour l'égalité homme-femme ou qui ont fait avancer la société à leur époque. Donc il y a 15 femmes qui sont présentées dans le cadre de cette exposition. Certaines sont très connues, on a Joséphine Baker, Marie Curie, et d'autres sont un petit peu moins connues, comme par exemple Séverine, qui est la première femme journaliste de son époque, ou Bertha von Stuttner, qui est une pacifiste internationale. Et puis on a aussi 4 princesses, puisqu'on est à Monaco et qu'on fait le lien avec la journée du patrimoine, donc on a aussi une dimension historique et patrimoniale. On a 4 princesses, dont la princesse Louise Hippolyte, qui est la seule princesse qui a régné à Monaco. Donc c'était important aussi de faire redécouvrir ce patrimoine au public. Io passo la parola, io sono diviso tra 2 donne, quindi ho anche la mia traduttrice. Sì, allora provo di riprendere tutto perché non è facile, il discorso era molto lungo e comunque l'idea è quella di ripresentare tutte le donne che hanno portato qualcosa di importante a Monaco e in più anche per fare scoprire certe donne che, come la prima scrittrice, giornalista, che era Madame Séverine, che non conosciuto, e l'altra che è molto più anche importante, che hanno avuto la prima regna, come si dice, la signora che regna di Monaco, principessa che ha regnato il Stato, e era come si appelle non pacifista che ha regnato allora ragazzi, Hippolyte, non so se l'ho pronunciato giusto. E comunque con l'idea di presentare queste 15 donne per fare capire che hanno portato qualcosa positivo alla società. Comunque ci sono delle grandissime donne che poi tanto dopo vedremo, di grande cultura, di grande statura anche a livello non solo culturale ma anche come donne, per quello che hanno portato non solo qui nel Principato ma anche nel mondo. Io volevo approfittare di Madame Céline anche per parlare, di dire 2 parole anche per quanto riguarda le comitè. Alors, le comité qui s'appelle Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes est un comité qui a été créé il y a 3 ans par le gouvernement. Donc c'est une entité du gouvernement monégasque et qui vise à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les violences faites aux femmes. Allora, 3 anni fa hanno creato questo comitato per giustamente proteggere la donna e per andare contro la violenza, che sono più foste di donne che sono toccate, e per quello. Quindi comunque sia chiamiamolo, è un progetto che questo lega un po' tutto il mondo, lega tutta una grandissima comunità mondiale. La violenza contro le donne è sempre da bandire. Oui. Oui, la violence touche malheureusement tous les pays et à Monaco aussi. Depuis que le comité a été créé, on a fait des études statistiques pour savoir combien de cas étaient recensés et malheureusement on s'aperçoit qu'à Monaco aussi c'est un phénomène qui nous touche. Alors il faut mettre en place des actions pour lutter contre ça, pour faire de la prévention, de la sensibilisation, de la formation du personnel policier, de la justice. C'est très important, et des femmes elles-mêmes, puisqu'en grande majorité ce sont les femmes qui sont victimes de violences. Oui, et alors c'est seulement depuis ils ont ouvert ce comité. Ils ont même créé une statistique pour savoir si à Monaco il y a une violence contre les femmes. Vous me regardez si je dis quelque chose juste et surtout pour sensibiliser aussi la police et aussi les personnes autour pour comprendre où ça touche la violence, parce qu'ils n'ont jamais imaginé qu'il y a aussi, même à Monaco, c'est un sujet qui est quand même... Ah! Io ti chiedo scusa, ma queste cose capitano specialmente quando siamo in diretta. Io ti stavo ascoltando perché era un ripasso per me, però
e sono i nostri ascoltatori, va bene, no, niente, andiamo avanti, non ci sono problemi, va bene questa maniera. No, sì, perché anche a Monaco hanno scoperto che c'è un soggetto che è sensibile e che realizza, da 3 anni fanno anche le ricerche su una statistica, perché prima non avevano di base o di informazione su quello, e esiste anche a Monaco, e per quello provano di fare anche lavoro sul fondo per sensibilizzare la polizia, anche le persone, per riconoscere che c'è una situazione comunque reale della violenza anche qui a Monaco. Grazie Cristian. Allora io ringrazio Madame Céline per la sua gentilezza, per il tempo che ci ha concesso, anche perché sappiamo è molto impegnato, quindi grazie di essere stata qui con noi. Buon lavoro per tutto, e questa cosa è veramente una cosa meravigliosa. Grazie. Grazie mille, grazie a lei. Scusi perché non parla italiano. Io non parlo francese, quindi però mi sto attrezzando piano piano. Ci ritroveremo la prossima volta in una via di mezzo. Ok, grazie mille. Storico-culturale Sextum, gli abiti sono tutti eseguiti a mano, ricamati da noi. Questo qua è il San Giorgio che uccide il drago, è una questo qua è un abito che indossa, un abito del 1100, e ha ancora influenze bizantine del periodo precedente, le dame portano ancora le corone e il mantello è la rappresentazione di San Giorgio, però anche San Giorgio è in abito bizantino, perché loro epoca romana consideravano il periodo precedente, e quindi è per quello questa iconografia qua, tutto realizzato a mano con un po' di
questi abiti qua abbiamo dal periodo romano, romani, bizantini, arriviamo fino agli anni 30 del Novecento, a seconda di manifestazioni. È dal 92 che abbiamo questa attività di volontariato e oggi io presenzio qua, Gruppo Storico Culturale Sextum. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Io ho preparato un intervento veramente molto breve, vi terrò solo un'ora e mezza sulla storia della Repubblica di Genova, perché come diceva il sindaco, la Repubblica di Genova è stata una repubblica, sottolineo, aristocratica, che mi risulta essere la seconda più lunga, perché la prima è Venezia, e non mi risulta che ce ne siano altre. La Venezia è più antica. Infatti, però dopo... ringrazio il Principe Pallavicino, che è console onorario del Principato di Monaco, l'ambasciatrice Anna Maria Campello. Oggi c'è veramente un corpo diplomatico, no? A tutti gli effetti, però ce n'è uno sornione che è rimasto là in fondo e che io vedo, che è l'ambasciatore Enrico De Barbieri, che voglio salutare personalmente perché è un grande amico. Comunque, scherzi a parte, la storia della Repubblica di Genova è la storia delle grandi famiglie di Genova. È una storia che è stata gestita a livello privatistico dalle famiglie genovesi, a differenza invece di quella di Venezia, nella quale tutto era pubblico. A Genova tutto era privato. Voi pensate che, per fare un esempio, persino la flotta di Stato di Genova, padrona del Mediterraneo, indiscussa, i possedimenti genovesi andavano dal Mar Nero fino a Gibilterra. La flotta di Stato, provate un po' a dire a quante unità ammontava. La flotta di Stato della Repubblica di Genova: 100, 200, 4. Nell'ultimo periodo Genova aveva solo 4 galere di Stato. Tutte le altre flotte erano armate alla bisogna dalle varie famiglie, che di molte volte venivano a livello piratesco, formavano una propria flotta per i più svariati interessi commerciali e militari, oppure venivano proprio comandate dalla Repubblica per svolgere queste missioni. Però volevo parlare un attimino sul carattere e proprio la storia della formazione del patriziato genovese, perché quando si parla di Grimaldi si parla anche di tutta una serie di famiglie che durante il corso della formazione della nobiltà di Genova sono state ben 619. Il periodo del patriziato genovese però è recente rispetto alla storia della nobiltà di Genova. Per la nobiltà di Genova dobbiamo fare una distinzione in 3 grandi periodi storici. Il primo, dalle origini fino al 1528. Dalle origini, Genova ha delle origini antichissime, no? Già era stata abitata da popolazioni pre-romane, poi fu alleata di Roma, fu distrutta da Magone, che era il fratello di Annibale durante la seconda guerra punica. Voi sapete che avere il Magone deriva proprio da qui, no? Il Magone appunto ha distrutto Genova, quindi il genovese deriva da quello, un po' di curiosità storica. Poi seguì dall'altro basso medioevo tutte le vicende storiche che ben sappiamo, quindi consoli, podestà, capitani del popolo, via discorrendo, fino al 1339, quando il mio predecessore, il presidente del Ligure del Mondo, ha citato Simone Boccanegra, primo doge, ma in realtà il patriziato vero e proprio come corpo politico dello Stato genovese nasce nel 1528 con la riforma del grande Andrea Doria. All'epoca Genova era servita alla Francia, Andrea Doria ha cacciato i francesi e ha fatto questa grande riforma del patriziato, formando i 28 alberghi. Che cosa sono questi famosi alberghi? Non sono né locande né foresterie. L'albergo è una tipica istituzione genovese, c'è questa abitudine a Genova di chiamare albergo una aggregazione di famiglie. Secondo la riforma di Andrea Doria, al grande patriziato genovese dovevano appartenere solo queste 28 famiglie, e tutte le altre che nel frattempo erano diventate nobili che fine hanno fatto? Si sono aggregate a loro volta a queste grandi famiglie, addirittura pensate mettendo da parte il loro cognome e assumendo lo stemma e il cognome della famiglia alla quale venivano aggregati. Questo però chiaramente a livello politico aveva creato qualche imbarazzo, qualche dispiacere da parte dei nobili un po' meno importanti. Tra l'altro l'albergo Pallavicino è uno dei più importanti, insomma.
E per cui ci furono poi dei malumori e anche delle rivolte violente. Genova è stata sempre caratterizzata un po' da lotte intestine che hanno caratterizzato la Repubblica. Nel 1576 questa istituzione genovese fu abolita formalmente, degli arbitri, quindi dei plenipotenziari nominati dal Papa e dall'Imperatore, si ritirarono a Casale Monferrato, e da lì scaturì l'ultima e definitiva costituzione dell'ordinamento della Repubblica di Genova, che poi non era nient'altro che una normativa che riguardava il patriziato genovese. Nel 1576 fino all'infausto anno del 1797, quando poi la Repubblica crollò sotto gli influssi giacobini, resse questa Costituzione le sorti dello Stato. I patrizi genovesi sono un pochettino beati di questo riconoscimento e all'estero utilizzavano il titolo di marchese, ma in realtà Carlo V, che fesso non era, con questo riconoscimento non aveva fatto altro che rimarcare invece la sovranità imperiale su Genova, facendo tutti marchesi, quindi sottomessi comunque sempre all'autorità imperiale. Ci sarebbero tante cose da dirvi. L'ordinamento della Repubblica di Genova era un ordinamento particolare. Voi sapete che per essere ammessi alle funzioni di Stato bisogna essere ascritti al libro d'oro della nobiltà di Genova. Per essere ascritti al libro d'oro bisognava avere intanto dei requisiti. Il primo era, come accade spesso anche oggi purtroppo, il censo, un'elevata disponibilità economica. Poi dei requisiti personali, vivere del proprio, non avere commesso delitti e altri requisiti. Queste ascrizioni, il libro d'oro era un libro vivo, ogni anno venivano ammesse al patriziato 10 nuove famiglie, 7 di Genova e 3 delle Riviere. Quindi era una classe dirigente, il patriziato genovese, che era in costante evoluzione. E singolarmente, un caso molto strano, la Repubblica di Genova andò in crisi alla fine del Settecento, non per il surplus l'abbondanza di domande a questo patriziato, ma all'assenza proprio di domande. Cioè praticamente alla fine della Repubblica non c'era più nessuno che voleva diventare patrizio genovese, perché bisognava sborsare parecchi denari e soprattutto, questo spero che i politici di oggi prendano spunto da quello che era la vecchia classe dirigente genovese, è che un patrizio genovese doveva adempiere ai doveri del proprio status, quindi servire la patria, la Repubblica, non il Doge come persona, ma lo Stato, senza poter dire di no. Un membro del governo, un patrizio genovese, poteva benissimo essere mandato dall'oggi al domani, tolto dal suo bel palazzo Pallavicino, e ad andare a comandare per un anno o due una fortezza sperduta di Gabbi, all'umido, in un posto lontano dal mare, dove non poteva fare vita mondana alla quale era abituato, eccetera, eccetera. Il capo supremo della Repubblica era il Doge, che come voi sapete era elettivo ogni 2 anni, con la nuova riforma di Andrea Doria veniva eletto questo Doge. Questa cerimonia a lungo andare poi era anche un po', era molto solenne, però era pomposa, con l'andare degli anni poi divenne un po' scontata, un po' banale, non ebbe più quella appeal che ebbe invece negli anni precedenti. Il Doge era comunque prigioniero del Palazzo Ducale. Voi sapete che non poteva uscire per i 2 anni, no? Come il nostro sindaco non poteva uscire dal Palazzo Tuscolane, in 5 anni di mandato ne esce lo stesso, e fa lo stesso. E tra l'altro il Palazzo Ducale, che prima aveva una cortina davanti, non si vedeva la facciata, si chiamava Real Palazzo. Voi lo sapevate questo, perché a Genova i genovesi ci tenevano molto ad avere una sovranità particolare. Non vi siete mai domandati perché sullo stemma della Repubblica di Genova è presente una corona reale, non una corona repubblicana? Chi lo sa alzi la mano? Nessuno? 3 in tutta la sala, benissimo, perché 4. No, e vi racconto questo aneddoto poi magari. Praticamente nel 1600 c'era un cerimoniale barocco particolare. Nel comune sentire europeo ma mondiale, possiamo dire, chiaramente erano tenute in maggior considerazione sia a livello politico
sia a livello proprio di cerimoniale diplomatico, quindi di precedenze nelle varie ambasciate, erano più tenute in considerazione le monarchie, specialmente le grandi monarchie emergenti, e le repubbliche tipo Genova, Venezia ed altre, che seppur avevano comunque la loro dignità di Stato, erano considerate comunque di secondo ordine. I genovesi cosa fecero? Con uno stratagemma nel 1637 proclamarono con un decreto del Senato la Madonna Regina di Genova. Con questo escamotage, da quel momento Genova, lo scudo di Genova sormontò la corona reale. E qui ecco, solo tanti piccoli elementi di curiosità, ma solo permettete che la battuta autoironica, cioè solo un genovese poteva concepire una cosa del genere. Perché sarà l'inno della nostra città che suona. Però ho avuto la sorpresa di trovare qui in sala il console ambasciatore Enrico De Barbieri, e per me è veramente una sorpresa perché è il figlio del mio maestro. Io ho avuto il piacere e l'onore di studiare al Conservatorio Niccolò Paganini con Renato De Barbieri, il quale è stato un paganiniano doc ed è stato quello che ha suonato di più il cannone di Paganini, oltre a tutte le altre cose che ha fatto. Il brano che ho suonato prima di Paganini è un'edizione che lui ha portato in luce in fase originale, con tutte le arcate e tutto quanto aveva in mente Paganini. Bene. Quando volete, che sentite il motivo principale. Possiamo cantare, Certo. Ci autorizza a cantare. Vedo
parco storico più grande della Liguria, apparteneva proprio alla famiglia Brignole Sale, una famiglia potentissima che appunto aveva anche dei legami con Monaco, e proprio per questo il principe Pallavicino era venuto a trovarci. Noi appunto vogliamo riqualificare questo parco in base alle sue peculiarità storiche. Tutto quello che facciamo, tutto quello che faremo sarà sempre improntato sulla ricerca storica al fine di proporre al pubblico un bene originale e un valore originale del patrimonio comunque genovese. Quindi io vi ringrazio intanto per quello che volete ascoltare anche dalle parole del curatore scientifico del parco, Cristo Fruglio. Vi invitavo già da adesso a venire l'8, 9 e 10 ottobre in occasione dei Rolly Days a visitare il parco. Sarà visitabile sia il Giardino Italiano in splendide condizioni, nonché il teatro storico, e attenzione, in quell'occasione sarà visibile per la prima volta un'opera di Bernardo Strozzi appena ritrovata e da poco restaurata. È un evento veramente unico e quindi vi invito a visitare il parco in questa occasione 8, 9 e 10. E lascio la parola all'architetto Matteo Fruglio, che appunto come curatore scientifico del parco è un po' l'anima e il motore di questa valorizzazione. Quindi porto anche un saluto da parte di tutti i soggetti associativi che compongono l'Aquino, nonché tutti i volontari che sono quotidianamente impegnati in questa attività di recupero. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, anch'io ovviamente mi unisco ai ringraziamenti già fatti dal presidente dell'Arti Villa Galliera. Il mio ruolo qui è ovviamente molto scientifico e storico anche rispetto a quella che è la gestione del parco. Il parco storico più esteso della Liguria è un parco estremamente grande, appunto 32 ettari. Se noi lo paragoniamo semplicemente a Volpi, quindi alla delegazione che praticamente lo accoglie, vedete che è grande tanto quanto la delegazione stessa. Si passa dai 40 metri a livello del mare fino quasi a 160, quindi insomma è un patrimonio architettonico, naturalistico e paesaggistico. Devo dire che negli ultimi anni, dal 2017, abbiamo svolto diversi lavori in collaborazione con l'amministrazione comunale e con Aster, e siamo riusciti a recuperare diverse zone, le vedrete più tardi. Ma vorrei partire da un excursus ovviamente storico che collega, qualcuno ha già detto prima, la famiglia Brignole Sale alla famiglia Grimaldi. Perché? Perché per un certo periodo questa villa è stata proprietà di una principessa. Andiamo pure avanti. Io parto da Anton Giulio II Brignole Sale, parto un po' da lontano, cercherò di essere comunque estremamente breve. Anton Giulio II era ambasciatore della Repubblica di Genova, fa una carriera velocissima, e peraltro Anton Giulio II Brignole Sale era uno dei pochi che poteva assistere al risveglio del re, e stiamo parlando appunto del re di Francia, uno dei pochissimi a cui era stata permessa questa cosa. Anton Giulio II è il primo che interviene nell'acquisto, nell'ingrandimento del parco Brignole Sale, che poi appunto verrà chiamato Villa Duchessa di Galliera. Il figlio di Anton Giulio II è il doge Gio Francesco III Brignole Sale. Anche lui svolge carriera diplomatica, ma verrà ricordato soprattutto per un episodio, doge nel 1747, durante proprio i fatti, diciamo, un altro personaggio importante, un altro ambasciatore della Repubblica di Genova del Regno di Francia, Giuseppe Maria Brignole Sale. Gio Francesco III morirà prima del fratello, e la villa passerà proprio in mano a Giuseppe Maria. Vi ho fatto questa piccola introduzione per farvi capire quanto fosse forte il legame con la Francia. Tutti questi tre personaggi
sono legati appunto alla Francia per ruoli soprattutto diplomatici. E Giuseppe Maria, unico dei 3 fratelli a non diventare doge, decide comunque di instaurare dei rapporti o comunque di mettere in qualche modo mano fisicamente a dei ruoli importanti. E come si faceva una volta? Lo si faceva approfittando in qualche modo dei ruoli femminili. Giuseppe Maria Regno e Sale è padre di Maria Caterina Regno e Sale, che diventerà sposa di Onorato III Grimaldi. Non è un matrimonio felicissimo, o meglio, ovviamente un matrimonio pianificato, soprattutto la madre vuole darla in sposa ad Onorato III, Giuseppe Maria non è troppo convinto, vorrebbe un legame con la monarchia francese, ma torniamo pure alla foto di prima. Ma a un certo punto anche Giuseppe Maria cede. C'è un episodio che introduce l'arrivo di Maria Caterina proprio nel Principato di Monaco, abbastanza significativo, che vi fa capire anche un po' una situazione di tensione. Ecco. Onorato III non vuole scendere, diciamo così, ad accogliere Maria Caterina Regno del Sale per una questione di rango. Lui è principe, teoricamente loro sono marchesi, e quindi deve essere lei per prima a scendere dalla nave e andare incontro al principe. Questa situazione, anzi questa indecisione, chiamiamola così, crea una situazione di stallo per cui a un certo punto andranno incontro l'un l'altro sul molo. Quindi non cedono i genovesi, non cede neanche Onorato Grimaldi, ma in qualche modo la situazione viene risolta in questo modo. In realtà i primi anni di matrimonio sono in effetti felici per entrambi. Tra i figli e le figlie che avranno c'è Onorato IV Grimaldi, principe di Monaco. Ma verso il 1770 Maria Caterina in qualche modo si sente in una sorta di prigione dorata e a Parigi conosce il principe di Condé. Si innamoreranno, diventeranno amanti, però con una sorta di, chiamiamolo così, divorzio consensuale, uso un termine contemporaneo, ma ovviamente gli storici potrebbero dirmi qualcosa di diverso. Lei non sposerà il principe di Condé fin tanto che Onorato III non morirà, quindi in qualche modo c'è anche una questione di rispetto, tenuto conto che le eredità verranno comunque divise quando appunto si separeranno. È una storia un po' particolare quella di Maria Caterina Regno del Sale, che non finisce benissimo. Diventerà principessa di Condé, aiuterà il marito dando fondo praticamente a tutto il patrimonio familiare del suo ramo di Regno del Sale. Il principe di Condé era un antirivoluzionario e ovviamente, come sappiamo, ha vinto la Repubblica in Francia. Direi di andare avanti, l'avete già visto, Onorato III, questo stemma unito, diciamo, tra lo scudo di Grimaldi e quello di Regno del Sale. Ho detto che appunto ha dato fondo a tutti i beni della famiglia. Tra questi, nel 1780 decide di vendere Villa Duchessa di Galliera, o meglio Villa Regno del Sale, ad un altro ramo, appunto, rappresentato da Anton Giulio III, Regno del Sale, sposo di Anna Pieri, una delle donne più colte dell'epoca. È una villa fatta di donne in qualche modo, no? Costruita e voluta da donne. Pensate che, ci teniamo a dire questa cosa, Villa Duchessa di Galliera è una villa principesca, perché oggettivamente per 30 anni è stata proprietà della principessa di Monaco. Andiamo pure avanti. All'epoca avremmo visto questo giardino alla francese, proprio ai piedi del palazzo Regno del Sale. Ho cercato di mettere in evidenza quelle che sono le aiuole, le fontane, eccetera. È molto simile alla produzione di Boschè di Versailles, quindi queste stanze verdi in qualche modo con le fontane centrali. Ma andiamo avanti, perché molto probabilmente Giuseppe Maria con Maria Caterina, che fa costruire una delle sale più prestigiose che ci sono all'interno del palazzo, che è la Sala delle Conchiglie,
con queste conchiglie fatte di ceramica di Albisola e tutte queste concrezioni rocciose messe a forma di decorazione. Per dei precedenti Rolly Days avevamo aperto questa sala riallestendola con la funzione che aveva, che era una sala da pranzo. Quindi immaginatevi il lusso di cui si circondava questa famiglia. Andiamo avanti, questa è un'altra foto per farvi vedere insomma colori com'è. I tovaglioli di Fiandra che conserviamo ancora nel nostro edificio, e questa era la situazione della villa di Maria Caterina proprio all'epoca di Maria Caterina. È una stampa successiva, di pochi anni successiva, una ventina di anni successiva, ma comunque sia la proprietà era questa. Immaginatevi questo palazzo che già all'epoca veniva definita appunto dimora principesca. Andiamo avanti, questa era come avete visto l'immagine diciamo storica, adesso una carrellata velocissima di come adesso Villa Tristevere di Galliera, grazie agli interventi fatti, vi dicevo, dall'ATI Villa Galliera assieme all'amministrazione comunale, abbiamo ritrovato queste fioriture, in questo caso sono vittoriane, quindi dell'epoca della duchessa. Abbiamo fatto tutta questa serie di lavori, possiamo andare anche avanti, il restauro del teatro settecentesco di Villa Brignole Sale, il teatro storico più antico della Liguria ancora esistente, il restauro delle cascate del castello del Belvedere, tutto questo fatto tra il 2010 e i giorni nostri. Andiamo avanti, il restauro della colonna dedicata a Cristoforo Colombo con la testa di Gian Bifronte, che sarebbe interessante anche magari valorizzare con qualche evento nei prossimi giorni in qualche modo. La collezione d'Alzalee, abbiamo riattivato una delle fonti di ricchezza che avevano vivuto in universale per i tempi di Maria Caterina, vale a dire gli orti, tutta la parte della tenuta agricola, realizzando quelli che sono appunto dei prodotti agrari, poi più avanti, l'olio, il zafferano e altre cose che noi adesso riusciamo in qualche modo a veicolare. Procediamo. L'ultimo tassello, e qui ringrazio, devo dire, l'amministrazione comunale, ovviamente su questo tema noi abbiamo avuto a che fare con l'assessore Picciocchi, per quello che sarà il restauro della Valletta del Leone. Anche qui interverremo in maniera sinergica. L'associazione degli amici della villa, l'ATI Villa Galliera, metterà un pacchetto di soldi per il restauro, diciamo così, di quelli che sono i marmi della Valletta del Leone. Riqualificheremo quest'area che è ispirata alla Divina Commedia di Dante, nell'anno di Dante. L'amministrazione comunale invece farà appunto degli interventi dedicati prevalentemente al verde, ovviamente con il peraccio così di Aster. Abbiamo promosso una raccolta fondi, ovviamente il restauro del Belvedere come associazione di volontari ci è costato, diciamo così, 25.000 euro. Qui più o meno le cifre sono più o meno le stesse, invitiamo chi ne ha voglia a darci una mano appunto per riqualificare quest'ultimo pezzetto. So che interverrà dopo di me, mi permetto ancora una piccola nota di colore. Tra le ricerche che abbiamo fatto in tutti questi anni sono spuntate fuori quelle che erano le ricevute dei cuochi, dei Brignole Sale, quindi abbiamo ricostruito le cantine, cosa c'era nella cantina, eccetera. Tra tutte queste cose ci sono le ricevute originali ancora di Romanengo, che abbiamo voluto in qualche modo omaggiare, ecco, portandole oggi qua virtualmente. Una vita che va oltre l'architettura, che è la vita di tutti i giorni, anche quella a tavola. Grazie ancora a tutti. Come ho detto prima, abbiamo il piacere e l'onore di avere Pietro Romanengo. Tra l'altro da buon genovese è un po' restio, quindi ha fatto proprio un regalo a partecipare a questo evento. Grazie. Chi non conosce il nome di Pietro Romanengo, chi non ha mangiato un dolcetto, un qualcosa di me, sicuramente tutti. Con questa cosa ti presento in un modo molto migliore di cosa
chi sarebbe stata, e proprio riallacciandomi a queste cose, e volevo dire due parole sullo zucchero a Genova, su quello come è arrivato e cosa è successo. Ecco, durante la prima crociata i principi, in realtà lo zucchero i greci e i romani sapevano, cioè non conoscevano lo zucchero, sapevano che c'era la canna, parlavano di una canna che faceva uno sciroppo, ma non l'avevano mai visto. E questa canna da zucchero era coltivata in India, poi fu coltivata in Cina e soprattutto in Mesopotamia i popoli mesopotamici producevano, macinando la canna, uno sciroppo dolce che poi cristallizzava ed era lo zucchero. E cosa facevano questo zucchero? Lo usavano in farmacia, ma soprattutto conservavano la frutta. Quello di conservare la frutta è un salto culturale rispetto al consumo della frutta, cioè chi conserva è perché vuole vivere ancora, perché vuole prendere le virtù di queste cose anche nel tempo. E è curioso come tutto questo è iniziato quando hanno coltivato la frutta nei famosi giardini, i giardini di Babilonia, i giardini della Mesopotamia. E qui mi piace fare così un commento. I giardini sono sempre stati, con i grandi frutti, un po' nella storia dell'uomo. Il giardino dell'Eden, con il frutto della conoscenza, il giardino delle Speridi, con i pomidoro. E di lì è cominciato appunto questo zucchero come conservante. E i genovesi che avevano approdi e quartieri in Palestina cominciarono a coltivare la canna, e si sa da antichi documenti che avevano anche dei zuccherifici rudimentali per estrarre lo zucchero. Poi arrivarono gli arabi, ecco, sugli arabi non ho detto niente, ma sono quelli che hanno portato le culture della Mesopotamia e dell'Oriente da noi. Gli arabi in realtà non facevano niente, però capivano quello che era importante e lo portarono da noi. Quando però gli arabi riconquistarono la Palestina, i genovesi passarono a Cipro e coltivavano la canna a Cipro. Quando poi i turchi hanno occupato tutto il Mediterraneo, i genovesi passarono in Spagna, cominciarono a investire nello zucchero in Spagna e in Sicilia, dove gli arabi avevano messo la canna. E per i sovrani di Castiglia e Portogallo investirono nella navigazione atlantica. E qui vediamo Cristoforo Colombo che per conto dei centurione portava zucchero da Madeira alla Spagna. Sono sempre nel mondo dello zucchero e sono le prime notizie che ho di Colombo. E lo stesso Colombo nel secondo viaggio atlantico introduce piante di canna da zucchero spagnola, San Domingo. Poi la canna si ambienta bene nei Caraibi, nelle Antille, in Brasile, e in Brasile i genovesi investono anche lì in zuccherifici. Ecco, questo è un po' un cappello, diciamo, per dire quello che è successo con lo zucchero in pochissime parole. Ma a Genova cosa succede? A Genova lo zucchero arrivò da Alessandria
lo chiamavano sale indiano, e arrivò non solo lo zucchero ma anche le ricette per usarlo, ed erano ricette di conservazione. L'Oriente conservava la frutta fresca, la frutta secca e le spezie o per fare regali o per consumarle. Per esempio, l'inizio di tutto sono scorze di limone nella melassa, quindi non sono canditi come noi conosciamo, ma sono state le prime conserve per tenere la vitamina C in mare. Ecco, per lo zucchero veniva usato in due modi per conservare la frutta: con la canditura, cioè l'immissione di sciroppo di zucchero al posto del liquido del frutto, e le spezie con la completatura, cioè una ricopritura di zucchero sul filo di cannella, sulla parte di foglia, sul fiore. Certo non dobbiamo pensare che queste cose fossero quelle che conosciamo, però sono gli antenati orientali di quello che poi è successo qua. E a Genova, quando arrivarono lo zucchero e le ricette, si cominciò a candire e a completare. I primi fabbricanti si chiamavano speciali ed erano in sottolinfa, erano commercianti di cannella, noce moscata, frutta secca, castagne, e cominciarono anche a candire. Chi però dette un impulso a Genova sulla canditura furono i conventi. E le monache. C'era un libro di allora che diceva che Genova era la migliore nel mondo per le conserve in zucchero e le migliori erano le monache di San Silvestro, dove ora appunto c'è l'università. E poi si cominciano a conoscere tante cose, che fino a questo momento le notizie si prendono dove sono. Adesso cominciano, c'è il Belgrano che scrive cos'era Genova all'arte della frutta. Cita un pranzo a Gavi a Don Filippo d'Austria che parla di cotognata, pasta di persiche, pane di zucchero, sughiere inzuccherate, confezionate dalle suore di San Silvestro in vera rinomanza. E questa capacità genovese di conservare la frutta, tra l'altro Genova non aveva poi così tanta frutta, ce l'aveva le riviere, ce l'aveva la Corsica, e la frutta arrivava con delle barche anche. Però i genovesi sono stati capaci di lavorarla. A questo punto però interviene la Francia, perché quando Caterina e Maria de' Medici vanno spose ai re di Francia, portano tutti i cuochi e i pasticceri loro, italiani. I francesi in realtà non hanno inventato queste cose, ma l'hanno fatte diventare preziose. E infatti nacque a Parigi il mestiere, diciamo, la professione del commissaire chocolatier. Questo commissaire chocolatier è importante perché fino a quel momento c'erano principi, c'erano monache, qui c'è invece un professionista che da
da allora, siamo intorno alla fine del Settecento, diventò proprio riferimento per i genovesi. I genovesi allora guardavano a Parigi, non a Milano o a Roma. E questi confiseri cioccolatieri avevano i negozi più belli che c'erano a Parigi, era proprio un quartiere in via dei Lombardi, via Saint-Honoré, via Richelieu, c'erano questi confettieri con negozi di marmo, di legno, come i farmacisti, erano le due categorie che avevano le botteghe. I francesi avevano dei testi magnifici che facevano diventare l'arte della confetteria una professione. C'erano anche altri testi, come non cito, e sulla moda di Parigi fiorivano a Genova i confettieri. Si perfezionò il procedimento per candire la frutta, si candivano fiori, si lavoravano i confetti, e l'office che riguardava tutti i prodotti a base di fondant, il cioccolato e qui diciamo Genova, su invitazione francese, divenne veramente importante. Noi sappiamo che nel 1808 il primo libro, diciamo, della Camera di Commercio, che era stata fatta dai francesi, tra l'altro, e rilevavano 14 laboratori di candizi. Ora, non sono pochi in una città che non era grande. E nel 1946 10 laboratori di cioccolato e nel 1908 7 laboratori di candizi. E la canditura della frutta era l'eccellenza della città di Genova. Io ho un documento nel mio archivio del mio tesnonno che rispondeva al presidente della Camera di Commercio su dei problemi dell'arte e della manifattura dolciaria, e diceva che nel 1859 200 operai facevano candizi, che facevano 200.000 kg di cedri che andavano in Olanda, Germania e Stati Uniti, 50.000 di aranci che andavano in Nord Europa e altre 60.000, insomma, e altre. E questo era, diciamo, il business principale dolciario di Genova. Purtroppo il governo piemontese miope non ha agevolato tutto questo e c'è stato un esodo di imprenditori e maestranze verso Nizza e verso Savona, che sono diventati poi concorrenti, e verso Livorno, perché la canditura è strano, c'è un filo costiero, prende i porti, non va dentro. E quindi, diciamo, c'è stata una concorrenza, però la Liguria è sempre stata, diciamo, la terra degli agrumi, e si dice che gli aranceti di Finale fossero i più belli d'Europa, e si sa che Carlo V era geloso dei chinotti di Savona, cioè non è possibile che vengano solo lì. Ecco, questa cultura materiale di Genova, la conoscenza di come si cuoce lo zucchero, di come si usa il cacao. Io ho una mia riflessione, probabilmente per questa grande cultura materiale Genova divenne una delle capitali dello zucchero. Si vede ancora a San Pierdarena il tetto della prima grande raffineria
filologia della lingua lombarda. E penso che per sempre per questa grande tradizione nacquero tutte le industrie dolciarie di Genova. La Elac nel 1909, la Dufour nel 27, i Rossignotti a Sestri, la Horvath, l'Accademia, il polo del cioccolato di Nervi, Aura, Sicao, Vincenzo, la Saiba con quel magnifico stabilimento che oggi è un ricordo, è stato gli anni d'oro della Saiba era il San Martino e altre. Queste industrie davano lavoro a più di 2.000 persone, poi avevano tutto un indotto di creativi, di meccanici, ma nessuna industria sostituì mai gli artigiani dei canditi. I canditi sono sempre stati fatti da artigiani. Ci sono tanti aneddoti, un viaggiatore francese nel 1933 diceva che le meraviglie di Genova sono i completi e i canditi. E poi diceva li descriveva. Ecco, tutto questo non c'è più. Voglio dire, Genova ha avuto un declino, ha avuto un perdersi di tradizione. I laboratori artigianali di confetteria sono stati chiusi tutti. Confetteria perché non è la pasticceria, che è un lavoro relativamente semplice e che gode del fresco del quartiere. La confetteria è una cosa molto diversa e oggi purtroppo a Genova non c'è più. E allora io così ho questo pensiero. Genova ha commerciato con l'Oriente, con l'Europa, con il nuovo mondo. La Cotognata veniva chiamata Pasta di Genova, il Pan di Spagna Genoise. I canditi erano nell'enciclopedia di Diderot. E allora mi dispiace, io spero che questo cambi, anche se non ne sono molto sicuro. Però io ho notato una cosa, che i grandi chef della pasticceria cominciano a fare caramelle, confetti, pastigliati, come se ritornasse qualcosa. Io credo che se torna a Genova certamente ritorna quella che era, anche se magari in misura ridotta. Certamente le industrie non torneranno, ma perché non devono tornare dei laboratori artigiani che ripropongono quello in cui Genova è stata grande? Non è solo Genova che è stata la città dei canditi, però era più importante. Tutti i testi parlano di canditi alla genovese. Certamente a Parigi candiva. Le radici della vita, sognavi cieli azzurri, acque pure e almeno barlumi di felicità. Tu, nella giovinezza violata, carpita con false parole d'amore, piangi, singhiotti di disperi, ti senti sola. È inutile, vorresti fuggire, ribellarti contro chi non sa difenderti, contro chi diceva di amarti. E ora ti colpisce senza pena né un briciolo di umana pietà. Basta, diciamolo in coro. Noi, tutte le donne del mondo, insieme a uomini veri, urliamo con l'eco che si propaghi nel vento. Basta con le violenze. Tu, così fragile e indifesa come foglia calpestata, tu non hai coraggio. Le tue mani non celino più. Occhi impauriti, lividi volti. Donna, non piangere. No woman, no cry.
architetto che è, non so, la Treccani di storia, lui di Genova, la Liguria, è un mito veramente favoloso. Una cosa velocissima, come giustamente ha citato il maestro Romano, c'è il Pan di Spagna. Pan di Spagna è il più famoso, il pasto dolce al mondo, guarda caso in Francia lo chiamano Pan di Genova perché l'ha realizzato, l'ha inventato un genovese, quindi fino all'anno posso Pan di Spagna. L'effetto dei liquidi genovesi non hanno ascoltato la loro importanza, quindi Pan di Genova non solo stesso accettiamo anche Pan di Spagna, no, chiamato come francese Pan di Genova. Ecco la parentesi appunto per collegarmi al maestro Romano come Erminio a Valizia. La dimostrazione è importante perché Erminio Valizia, ho detto così, come Erminio Grimaldi, era l'uomo più ricco d'Italia. Quindi cominciamo a dire una cosa: Erminio a Valizia, ovvero un Grimaldi, era l'uomo più ricco d'Italia alla metà del 300 e, visto che è stato citato anche, Niccolò Grimaldi, il fondatore del Palazzo delle Atussi, detto un monarca, era l'uomo più ricco d'Italia, anzi d'Europa, nel secondo Cinquecento. Dal 300 all'800 Genova è l'uomo più ricco d'Europa del mondo, l'uno dietro l'altro, fino all'ultimo che fu Raffaele Ferrari, quello che ricostruì assieme a Haussmann, ricostruì Parigi. Quindi c'è questo primato di Genova che non si dice mai. Genova ha sempre dato dal 300 all'800 l'uomo più ricco d'Europa o d'Italia o d'Europa o addirittura del mondo. Questo qua è un fatto importante perché all'interno di questo appunto, di questa storia qua, ci stanno anche i Grimaldi che oggi commemoriamo. Inizierei così velocemente, di mettessi sotto problema. Velocemente noi abbiamo a Genova 3 simboli verticali. Il primo è il campanile di San Lorenzo, la cattedrale di San Lorenzo, che fu costruito all'inizio del gotico e finito nel Rinascimento. Il secondo è la lanterna di Genova, iniziato nel 1128 e ricostruito nel 1543. Il terzo è la torre del Palazzo Ducale. Sono i 3 elementi verticali più importanti della storia. Tra questi la torre del Palazzo Ducale è importante anche per noi, perché viene chiamata Torre del Popolo, ma divenne famosa per Torre Grimaldina, Torre dei Grimaldi. Dico questo per il semplice motivo che questa Torre Grimaldina in qualche maniera va, anche se il palazzo poi da questa presa era di Alberto Fieschi, prese il nome di Grimaldi per l'importanza della famiglia e dimostra l'importanza assoluta dei Grimaldi a Genova, già nel 300, 400, 500, 600. La torre grimaldina va in qualche maniera a colmare alcune lacune fatte a Genova in fatto di palazzi. Perché? Perché noi abbiamo, già citato da Mini, il Palazzo Bianco che fu costruito da Luca Grimaldi nel 1540, poi passò ai Beni Universali, di cui si è parlato pure, il Palazzo della Meridiana, che fu costruito da Gerolamo Grimaldi nel 1536, e il più importante, il Palazzo Niccolò Grimaldi, oggi chiamato Palazzo Portus, costruito appunto da Niccolò Grimaldi nel secondo Cinquecento. La cosa che ci lascia un po' perplessi è che di questi 3 palazzi nessuno oggi tiene il nome Grimaldi, perché il Palazzo della Meridiana è chiamato universalmente Palazzo della Meridiana, il Palazzo di Luca Grimaldi è chiamato universalmente Palazzo Bianco, e il Palazzo del comune dove ha sede il nostro amato sindaco è chiamato Palazzo Doria Tursi, perché i Tursi dopo 20 anni dalla costruzione acquisirono Palazzo dei Grimaldi. Sì, adesso si usa Tursi, ecco, però visto che stiamo commemorando i Grimaldi e il loro legame
con la Francia da un lato e con altri tanti principati, iniziamo il Principato Grimaldi di Salerno, eccetera. Sarebbe bene, visto che abbiamo l'onore di avere il sindaco con noi, che si ripensasse a questo problema qua. Noi abbiamo 3 palazzi, uno accanto all'altro. Palazzo Doria Tursi, Palazzo Bianco e Palazzo della Meridiana. Tutte e 3 nati da Grimaldi. Sapete che Grimaldi vendette il terreno per la costruzione della Via Aurea, cioè dei Garibaldi, e che la Via Aurea dei Garibaldi è considerata dagli specialisti storici dell'architettura la via più bella del mondo, e fuori dubbio che sia una bellezza unica e anche per l'originalità, per la grandezza monumentale dei palazzi. Allora sarebbe bene che questi 3 palazzi Grimaldi, uno dopo l'altro, cambiassero un attimino, se possibile, signor sindaco, cambiassero un attimino, si potesse chiamare il Palazzo della Meridiana, Palazzo Grimaldi della Meridiana, se si potesse chiamare Palazzo Doria Tursi, Palazzo Grimaldi Doria, e se fosse possibile, capisco che è ancora più difficile, Palazzo Bianco, noto come simbolo museale, Palazzo, in questo caso deve essere Palazzo Grimaldi, Brighi di Sala. Allora, scusate, purtroppo, scusate, ma avete visto, anzi, ancora vi ringrazio con il cuore, io tante persone, la Presidente della Consulta, non so, forse è andata via, Fiammetta Malavocato, Fiammetta Malagoli. Poi volevamo intervistare per tempo Adele De Leo, che si occupa del comitato della Carta dei diritti della bambina. Lo faremo sicuramente, non è che sia. Abbiamo anche l'ambasciatrice Unicef Alessia Cotta Mosini, abbiamo tante amiche di varie associazioni, amiche così. Io vorrei dedicare alle mie amiche, ai miei amici e a tutte le persone un arrivederci anche ai turisti, perché è una canzone, poi lo farò musicale. Comunque è una mia poesia. Ciao Genova, arrivederci. Genova la bella, abitudinaria, s'apre al mattino tra le fragranze delle sue focacce, taciturna e sonnolenta dalle lacrime di clown nei giorni di Macaia, ciarliera quando il sole ignora facciate austere, operosa e poi pigra come i gatti vagabondi, padroni liberi del tempo sulle barche di Boccadasse dai colori di Matisse. Volteggiano panni smossi dalla tramontana, svolazza il lenzuolo come ali di gabbiano e un fazzoletto sviontola nel simbolico saluto a solitari naviganti, a chi ancora canta con sena nel cuore: ma se penso all'uomo vedo mar, sognando il ritorno per rivedere i monti, la guardiana lanterna che ammicca il mare. Ciao, arrivederci Genova. Scusate se ho dimenticato qualcuno di amici eccetera. Finiremo in bellezza con La vita è bella, perché nonostante tutto la vita è bella e cerchiamo di essere felici anche per le piccole cose. Saluto la mia consuocera e le mie amiche vicine di casa. Ciao, se no poi. Che ci sono delle novità. Coinvolta. Non mi sono mica dimenticato.
venire da solo.